Da pratica culturale tipica del mondo agropastorale a espressione estemporanea, trasversale a tutte le età e i ceti sociali. Il canto a tenore sardo, così unico da essere stato dichiarato dall'UNESCO nel 2008 patrimonio culturale immateriale dell'umanità, grazie alle sue caratteristiche inclusive sta rivivendo una nuova primavera che lo vede ampiamente diffuso tra i giovani e i diversi ceti sociali. È un lungo e articolato studio condotto dall'ISRE e presentato oggi presso l'Auditorium Lilliu spiega come negli ultimi decenni il fenomeno si sia evoluto parallelamente alla società, arrivando a coinvolgere uomini di ogni età, ceto e livello di istruzione. Il progetto Modas, nato dalla collaborazione tra l'ISRE e i cantori a tenore, ha come obiettivo lo studio, la salvaguardia e la promozione di questa pratica musicale tanto inconfondibile e amata anche al di fuori dell'isola. Ne è risultato il più importante lavoro di indagine sul canto a tenore condotto fino a oggi, sotto la responsabilità tecnico-scientifica di Diego Pani. 4 anni di studi che hanno portato a un'approfondita documentazione audiovisiva, una ricerca etnografica in 10 diversi paesi dell'area storica del canto a tenore e a un censimento per fare il punto dei cantori sul territorio. Dei 526 soggetti che hanno compilato per intero il questionario, appena il 10% tra loro è pastore. Gli operai sono quasi il doppio, così come sono di più gli impiegati nel privato e nella pubblica amministrazione. Il materiale documentale raccolto, consultabile da oggi sul sito www.atenore.org, conduce alla seconda parte del progetto, quello della restituzione sul territorio, con giornate di scambio e di confronto dedicate alle comunità e soprattutto volte a riportare la pratica nei paesi in cui sta scomparendo.